Il teatro, una delle forme di espressione culturale più antiche e potenti, radicata nella storia dell'umanità. Nel teatro, gli attori non si limitano a recitare, ma si trasformano entrando in mondi che non appartengono alla loro vita quotidiana. Interpretano ruoli lontani dalla loro realtà, trasmettendo emozioni che creano una connessione emotiva con il pubblico, unendo pensieri e sensazioni in un'esperienza condivisa. Questa passione che spinge un gruppo di persone, impegnate in altre attività, con sacrifici, costanza e senza ritorni economici, a dedicarsi al teatro è la stessa passione che ha portato Antonio Giorgino a fondare nel 1967 l'associazione Il Teatro Popolare Napoletano di Brusciano. Il Teatro Popolare Napoletano è uno dei gruppi teatrali più longevi e significativi della Campania, riconosciuto a livello regionale e nazionale. Esso non è solo un gruppo teatrale, ma un'istituzione culturale che promuove spettacoli, formazione e impegno sociale riscuotendo ampi consensi ed affetto dal pubblico e dall'intera cittadinanza bruscianese. L'amore per il teatro del fondatore ed animatore Antonio Giorgino ha permesso alla compagnia di resistere nel tempo, superando difficoltà e portando avanti il suo progetto artistico. Per festeggiare il trentennale, la compagnia ha rappresentato, nello storico teatro Umberto di Nola, la divertentissima commedia napoletana dal titolo Il telefono la mia croce, con la regia di Antonio Giorgino. Buonasera a tutti, complimenti vivissimi a questa compagnia che al termine della dà commedia, orgoglio dopo i ringraziamenti alla al pubblico, nostra città. è salito sul palcoscenico il sindaco di il Brusciano, Teatro avvocato Popolare Giacomo Napoletano, Romano, il Teatro che a nome della Popolare città Napoletano ha omaggiato porta il gruppo Brusciano Il e la Teatro Popolare bruscianesità Napoletano qui, ma in di una giro targa per di l'Italia. riconoscimento Noi, per il come meritorio amministrazione, impegno più artistico e passamente sociale la città è profuso fiera da tutti gli ed associati di orgogliosa vecchia e di nuova voi. generazione. Oggi compite, non state accorto, ti viene da dietro. Oggi compite 30 anni e l'amministrazione ha voluto omaggiarvi di questa targa. La leggo al Teatro Popolare Napoletano in occasione dei 30 anni per aver preservato e diffuso la bellezza, la cultura e lo spirito della nostra tradizione, con gratitudine e ammirazione per un futuro ricco di altrettante emozioni e successi. Noi ci crediamo veramente in voi, dobbiamo fare tanto ancora insieme. Nel nostro piccolo stiamo cercando di darvi una casa. L'impegno dell'amministrazione oggi è che davvero a breve, tecnicamente sposteremo i servizi sociali in un'altra ala della nostra casa comunale e a voi daremo uno spazio, perché la cultura, perché le tradizioni e perché il valore pedagogico del teatro vale l'attenzione di un'amministrazione. È un impegno, lo manterremo in attesa di riconsegnare alla città l'auditorium che è in corso di costruzione. Quindi davvero grazie a tutti voi, grazie per quello che fate per la città, in bocca al lupo, resilienza, continuate così e cercate di parlare soprattutto ai ragazzi, perché questo teatro, questa attività così meritoria deve essere supportata e amata. Grazie ancora a nome mio ma di tutta la città. Grazie Sindaco, lo sai, ci conosciamo, ti apprezziamo. Volevo dire due parole per questi 30 anni. Io sono venuto ad abitare a Brusciano. Siamo al Teatro Umberto a Nola, Teatro Popolare Napoletano, che festeggia 30 anni di attività con questi giovanotti. Allora cominciamo dagli ultimi arrivati della compagnia, ultimi come arrivo a recitare, ma i primi sono già diventati i primi che andranno via dopo. Allora, Edviga,
Buonasera. Ponticelli, Buonasera. raccontaci un po' qualcosa di questa tua esperienza. Sono stata ingaggiata così perché Antonio mi ha scoperto, Ah, scoperto, e sì. ha visto il talento che era in me. Ah, sì, ho visto proprio il talento. Difatti Meglio farsi buona pubblicità. è l'ultima volta? Forse sarà una delle mie ultime volte, perché magari stasera verrà qualche pomodoro, qualche patata. No, verrà non lo so. rosso, pomodoro e ce la E mangiamo, va ce la buono? mangiamo. Fa No, una- comunque ringrazio il Teatro Popolare Napoletano che mi ha dato questa occasione, perché il teatro è vita e ci permette di esternare quello che abbiamo praticamente dentro, i nostri sentimenti veri e sinceri. Ma Grazie. con boss, che devo di più? Il boss più parla. Bravissima. Maria Naddeo. Buonasera. 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 Pure lei racconta qualcosa del tuo personaggio, come ti è piaciuta questa esperienza? Questa esperienza mi è piaciuta molto, sto basta. crescendo insieme al Teatro Popolare Forse sarà Napoletano, l'ultima volta che anche per reciti. me sarà per l'ultima volta probabilmente, sicuramente. Che ruolo ricopre? Che ruolo ricopre? Evelina, sono l'amante del dottor Sanguetti. Vabbè, Chi è il dottor Sanguetti? non esageriamo. È il maestro. Non esageriamo. È il maestro. È il maestro. È il maestro e La tua moglie. Io sono il maestro. lui è il maestro perché veramente è un maestro con la M maiuscola. Con la M maiuscola. Maiuscola. Quando gli hai dato? Per questa cosa? Facciamo i conti dopo. 5 biglietti omaggio. Marina Caramello, l'ultima arrivata. L'ho conosciuta da pochissimo, è stata una piacevole sorpresa. Sì, e anche pure per lei me. andrà via. A breve, è stata una piacevole sorpresa e scomparsa immediata. È scomparsa. Però per quanto mi riguarda è stato sicuramente un onore e un privilegio. Bravo, Anche bravo. se scomparirò, sarà stato un privilegio Non grandissimo. potrai mai scomparire, guarda. Per la mia stazza. E io sono Marietta, una donna un po' frufru, però non possiamo spoilerare, No, altrimenti... no, va bene. Un aspirante amante del... No. Mi consenta, già ci sono altre. Già ce ne sono altri. E poi, vieni. Questo veramente poi è un nuovo acquisto. Lui ci segue da piccolissimo. Da sempre. Perché è il figlio del mio amico Michele Di Maio, che è uno dei fondatori di questa compagnia, di questa cosa qua. E ha voluto cominciare pure lui, visto che il papà poi va in pensione teatralmente parlando. O ci stai mannando. Tutto quanto, vabbè. E lui fa il giovane innamorato di una giovane donna. Diciamo è l'ultima volta, no? No, è la prima volta a teatro, È l'ultima ringrazio volta. il maestro e tutta la compagnia. Supponda di papà. Quando mi chiamano maestro mi sfruttano perché non è niente, insomma. E poi l'ultima arrivata. Questa è mia figlia Chiara. Salve. Dopo quanti anni ti? 45? 50 anni? 45. 45 anni ha deciso di calcare pure lei le scene, perché è la mamma dell'artista che poi presentiamo dopo, e quindi pure lei dice: ti è piaciuto? Sì. Sì. Tu è l'ultima volta, No, sicuro. è stata una bella esperienza, mi sono divertita tantissimo e perché- spero di ripeterla. Pure? Per i 60 anni ci saremo. Per 60 anni. Va bene. E poi c'è questo signore qua, Enzo, vieni. Enzo, sì. Enzo La Palmieri. verità o posso inventare qualsiasi cosa? Di quel cazzo Di qua? chi ti senti? Ma chi dice le parolacce? No, non dico. Allora, niente, io sto qua già da 5 anni. Covid, periodo Covid, Periodo pre-Covid. Faccio la parte di Osvaldo, sono il cugino matto delle padrone di casa. mattacchione. No, proprio pazza. Che devo dire? Ci divertiamo. Mi sono sempre divertito e spero divertirmi anche questa volta. Ah, bella. Ciao. Gli saluto 10 euro per la cosa. No, 15. 15 euro. Poi abbiamo Carmine Monda. No, lui Ma non faceva il ministro della cultura, il signore. Sì. Parlano poco San Germano, San Giuliano, San Germano. Io lo dico sempre, sì. San Giuliano. Lui è un vecchio, lui è uno dei fondatori. Sì, proprio vecchio, proprio del teatro, vecchissimo. Il nostro comico. E sono rimasto così, non è che dice è venuto da piccolo, io così sono venuto in compagnia e sono rimasto così. Lui sbagliò. Tutte piccole c'è il vino buono. Io dissi, Speriamo che non Carmine, finisce. non devi mai cambiare.
E chi l'ha così è rimasto. Ho interpretato male, vabbè. C'è sempre un rimedio. C'è sempre un rimedio. Ci divertiremo. Assolutamente. Eccolo qua, poi la nuova leva del teatro popolare. Antonio Annina. È mio nipote, il figlio di Chiara. Raccomandato? Vabbè, no, si è raccomandato da sé. Fatto qualche esperienza con grandi registi quali Paolo Sorrentino, vincitore nel 2014 premio Oscar per La grande bellezza, con Toni Servillo, Carlo Bordone e Sabrina Ferilli. Ho fatto anche Mina Settembre 2, in cui interpreto Sebastian. Successivamente in Mare Fuori 4 e 5 ho interpretato Ciro da bambino e dopo ultima esperienza nel Mio regno per una farfalla di Sergio Assisi ho interpretato Cosci. Non ti devi fare, non ti devi fare. È venuto a insegnare un po' qualcosa a te. Ma lui è quasi maestro, il maestro sono io, lui è quasi maestro. Maestro in servizio. E poi c'è Francesco Dragone, pure lui sta da molti anni qua, una decina d'anni. Da decina d'anni. Niente, non sono riuscito ad apprendere. Diciamo l'ultimo della classe, no? Quasi. Interpreto l'assistente di questo signore e qua è un onore stare alle dipendenze di questo maestro perché è veramente una bella esperienza. Speriamo di far divertire voi e tutti noi che stiamo insieme. Tu meno parli e più ci divertiamo. Ok, va bene, cercherò di parlare quando meno è possibile. Bravo. Questa è la mia colonna importante, lei recita da 30 anni, da più di 30 anni. 40. Teneva 14 anni. 13 anni. La mia prima. Me la portai al Teatro Barone a Quarto a fare la commedia. Poi la mettetta chi là tu la trovo al Cuscelli. Io mi mettetta già avrei chiesto che fa. Madonna mia, ma tu che paura, racconta un po'. Sì, così tremavo come una foglia. E poi è diventata la prima attrice. Sì, la prima attrice. Papà, mamma fai fama, mai perché sei mia figlia, te lo devi guadagnare sul palcoscenico, se no tu dici la figlia cantò. La cosa più bella è che lui parla per il microfono sta dall'altra parte. E quindi non si sta ascoltando. Non si deve sentire quello che dico tutte stronzità, non ti preoccupare. In questa commedia interpreto sua moglie. Lei è la protagonista di questa commedia. Una donna seria, donna di chiesa. Per bene, onesta. E poi... siccome io ho raggiunto una certa età, come tu ben sai, allora io conto di lasciare la compagnia, lei ce la faccia ancora a muovere. Però quando non ce la fa più, lei dovrà continuare. Continuerò io, sceglierò io. Scelgo io chi tenere, chi avere. Penso che ne abbiamo finito. Questo sono io, il maestro.